Nei dintorni del Monte Baffelan è scattata la macchina dei soccorsi alpini di Schio Arsiero e Recoaro alla ricerca di Simone Dalbon, 42 anni, l'escursionista di cui non si hanno più notizie dal 27 dicembre scorso. La scomparsa dell'uomo originario di Schio è stata denunciata 2 giorni dopo, ma le ricerche erano state circoscritte nell'ambito urbano. Il ritrovamento ieri sera della sua automobile al Pian delle Fugazze ha spostato il focus della ricerca al confine tra Trentino e Veneto, coordinate dalla stazione Vallagarina del soccorso alpino. Sul posto, oltre ai volontari, anche i vigili del fuoco e i carabinieri, coadiuvati dai cani molecolari che hanno scandagliato via terra i sentieri a ridosso dell'automobile in direzione del rifugio Campogrosso. Coinvolto anche un elicottero della provincia di Trento, i droni dei pompieri, la Guardia di Finanza per le indagini su celle telefoniche e telecamere. Si sta verificando anche la segnalazione di 2 persone che potrebbero aver visto l'uomo che indossava scarponi gialli, pantaloni neri, piumino giallo sul sentiero 177.